Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale, oggi il consigliere comunale Marco Gullo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie Marco. Buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Ecco, Marco spesso contraddistinto per queste azioni di pungolo nei confronti dell'amministrazione comunale attiva, attualmente ricopre un ruolo dell'opposizione. Ecco, siamo al termine di questa lunga legislatura e tra qualche mese si andrà al voto. Ecco, facciamo un po' una sorta di bilancio di ciò che è stata la sua presenza all'interno del Consiglio Comunale, consigliere Gullo. Dobbiamo analizzare, diciamo, questa esperienza elettorale da tanti punti di vista e da una serie di dinamiche che si sono poi intercalate con difficoltà, oserei dire, perché credo che il Consiglio Comunale abbia in un certo senso rappresentato pochino la città rispetto alle tematiche, perché abbiamo avuto un governo di città che in un certo senso è stato molto solitario. Quando dico governo di città parlo della giunta di governo, che ha, a mio modo di vedere, attraverso i propri atteggiamenti, attraverso le proprie iniziative, non instaurato un rapporto di democrazia partecipata, se la possiamo definire in questo senso, con il Consiglio Comunale. Consiglio Comunale quindi che è stato impoverito un po' delle responsabilità e anche c'è stato, devo dire, come dire, una mancanza, uno spilettamento di quelle che dovevano essere le competenze, e quindi non si è manifestato in pieno, secondo me, il giusto ruolo del Consiglio Comunale, che è stato sbeffeggiato più volte. Il Consiglio Comunale è un semplice organo che alza o abbassa la mano rispetto a delle tematiche dove siamo obbligati a dare il nostro parere, e mi riferisco ad esempio ai bilanci, mi riferisco ai piani economici dei rifiuti, cioè lì il Consiglio Comunale deve decidere, allora viene chiamato. Ma per il resto, e soprattutto per quei consiglieri comunali che fanno parte della opposizione, diciamo, e lo confermo, abbiamo avuto, e ho avuto io personalmente, la sensazione di non avere diciamo, dato tutto quello che bisognava dare, e quindi personalmente mi sono dedicato molto a quelle che potevano essere le iniziative dettate proprio nella spinta, da pungolo, come diceva lei poco fa, cioè cercare di come dire, spingere l'amministrazione verso alcune tematiche, soprattutto quelle dei quartieri, che mi stanno molto a cuore. Voi sapete, io opero nel quartiere di Villa Seta perché lì ci lavoro, ci vivo, e quindi sono stato molto attento soprattutto a quelle dinamiche, ma non solo Villa Seta e Monserrato, anche altri quartieri che a mio modo di vedere sono state tralasciate a se stesse, perché ci siamo occupati più della centralità, più del bello inteso come vaso e vasino e non come tematica di aiuto e supporto ai quartieri. Questo credo che sia stata una delle grandi lacune che il Consiglio Comunale non è riuscito a spingere l'amministrazione, che però dal canto suo in un certo senso è andata sempre avanti secondo le proprie idee, nel senso che a mio personale modo di vedere il sindaco Firetto non è riuscito ad instaurare con il Consiglio Comunale e con quelle parti belle del Consiglio Comunale che potevano essere anche di aiuto se come dire, spinte, ma anche un consigliere di opposizione può essere di aiuto all'amministrazione, basta condividere progetti, basta condividere idee, e allora uno si mette anche a disposizione. Ma se tu in un certo senso trovi sempre qualcuno che in ogni caso comunque all'ultima parola, è ovvio che ti viene difficoltoso, ma questo non deve essere una scusa, perché voglio dire, il Consiglio Comunale doveva fare quello che è chiamato a fare, e in un certo senso, se devo fare un bilancio, devo dire che è un bilancio povero di questi 5 anni, perché è vero che sono mancati gli stimoli, ma è pur vero che a mio personale modo di vedere, non me ne voglia nessuno, siamo stati un po', oserei dire, deboli nel rappresentare in pieno tutte quelle che potevano essere le tematiche che il Consiglio Comunale... Quindi è deluso lei da questa sua abbastanza presenza? Deluso, ma non mi fermo, ecco, non mi fermo, nel senso che i cittadini democraticamente hanno deciso, hanno scelto che bisognava rappresentarli, e quindi quelle che possono essere le tematiche, spero giuste e corrette, che un consigliere comunale può portare avanti, continuerò sempre a farlo. Ho cercato di farlo, rappresento sempre con quelle difficoltà che sono state dettate soprattutto dal dialogo. Io questo termine dialogo, democrazia all'interno del Consiglio lo ritengo una questione sacra, e che in un certo senso è venuta meno. Nonostante questa sua delusione, riproporrà la sua candidatura al prossimo Consiglio Comunale? Credo che... Sta pensando? No, non ci sto pensando, sono convinto di ricandidarmi, perché credo che
dobbiamo essere all'interno dell'organo per poter lottare, poter combattere e poter fare le battaglie che servono, perché dall'esterno sì, puoi fare tanto, ma non è la stessa cosa. Quindi se i cittadini lo riterranno opportuno, coloro che mi sono vicini riterranno che sia giusto che il consigliere comunale ritorni nuovamente in aula Sollano, io dirò grazie e cercherò di impegnarmi sempre di più per poter dare delle risposte. Facendo un'analisi un po' di questi 5 anni, il Consiglio Comunale, diciamo, ha anche cambiato veste negli anni. Anche lei, per esempio, ricordo fu eletto nel PD, poi ha fatto altre scelte verso, diciamo, movimenti di autonomia, riferimenti all'onorevole Di Mauro, insomma, e anche altri hanno cambiato, si è cambiata anche la maggioranza, il sindaco Firetto, insomma, negli anni ha anche avuto diversi equilibri politici. Ecco, tutto questo come ha influito nella gestione del lavoro, diciamo, al Comune, al Consiglio Comunale? Diciamo che questo sta nel gioco della politica a volte, cioè magari ci sono esperienze che sfortunatamente finiscono, cose che diciamo, diventano naturali rispetto a posizioni politiche che uno deve andare a ricoprire. Le dinamiche e soprattutto queste dinamiche di cambiamento di certo non aiutano e a volte rischiano di essere anche non comprese dalla città, no? Nel senso che in una città dove le difficoltà sono tante, dove realmente abbiamo diverse problematiche irrisolte nel tempo, no? Quando poi si vede che magari c'è questo gioco di entra-esci di passaggio e che sembra quasi andare alla ricerca di posizioni personali e non di difesa dei diritti dei cittadini e della collettività, rischia di essere incompresa. Però credo che stia nel gioco della politica, stia nella, come dire, ci sta, ecco, che qualcuno possa anche cambiare casacca, volgarmente detto, perché possono anche finire dei rapporti che magari per svariati motivi non sono ricucibili e quindi si cerca sempre sperando nell'obiettivo della democrazia, che è proprio poi quello il ruolo del consigliere comunale, di rappresentare la democrazia dei cittadini all'interno dell'aula, ci sta, ecco, e ci può stare. Certo, alcune cose rischiano di non essere comprese fino in fondo dalla città. Che voto dà l'amministrazione Firetto? Nel suo iter, nel suo insieme, chiaramente. Guardi, io, lei sa, sono stato Firetto molto... ha dato anche una certa immagine della città, un certo impulso, insomma, ha fatto anche delle cose buone. Lei sa, io sono stato molto polemico con l'amministrazione di Firetto su tutta una serie di dinamiche e di temi. Non do né un giudizio positivo né un giudizio negativo, nel senso che comunque oggi fare il sindaco è un ruolo veramente difficoltoso. Io ho dentro i panni del sindaco, a volte veramente uno ci starebbe stretto, ci sono responsabilità, ci sono tutta una serie di dinamiche e di meccanismi da affrontare giornalmente, cioè non è un ruolo semplice. Contesto e condanno al sindaco Firetto di essersi comunque circondato a volte, non sempre, anche di una squadra di governo che a mio modo di vedere è stata un po' troppo soggetta alle scelte del primo cittadino. Attenzione, non li sto criticando in pieno e nemmeno sto dicendo che abbia fatto male o abbia fatto bene, però questo non aiuta. A mio modo di vedere bisognava, secondo me, allargare di più le vedute, riuscire a sempre, parlo di quel discorso del dialogo, a coinvolgere maggiormente tutti i pezzi della politica, perché se noi pensiamo che possiamo avere un comandante che guida la nave, ma non ci sono, diciamo, i marinai che fanno ognuno il proprio lavoro e lo facciano bene, poi alla fine il rischio è che questa nave può affondare. Non è proprio questo il caso, perché il sindaco Firetto è una persona che è capace, sa fare bene il proprio ruolo, questo non glielo devo riconoscere, però se devo dare un giudizio dico che non è né un sì né un no, ma è un ni, nel senso che si poteva fare molto molto di più e si poteva accentrare come dire, l'attenzione maggiore su determinate tematiche che in campagna elettorale, attenzione, non ce lo dobbiamo dimenticare, noi avevamo una Sallione faraonica, un Piazzale Rosselli straordinario, cioè alcune cose che non sono andate a buon fine e ci stanno, e allora se non sono andate a buon fine non hai fatto benissimo il tuo lavoro. Ci sono cose che vanno affrontate in un certo modo. Quindi io dico che l'esperienza Firetto è un'esperienza che
c'è stata, ci aspettavamo molto di più, o almeno così c'era stato presentato. Attenzione, io voglio ricordare che Firetto è anche stato eletto grazie al mio aiuto, aiuto che poi nel mio piccolo ho ritrovato rispetto alle tante tematiche che ho sempre posto, e quindi ecco, questa difficoltà di dialogo secondo me appunto non aiuta. Mi riferivo a questo cambiamento del quadro politico, Sì, esatto. degli equilibri politici. E gli equilibri politici non aiutano, ma in un certo senso si è quasi avuto una chiusura da parte del governo centrale, e quindi poi nascono anche le scaramucce, le dinamiche che non si riescono a comprendere e che comunque non aiutano nessuno, tantomeno la città. Volevo porre, prima di parlare di tematiche specifiche, ciò che sono le cose, diciamo, che lei negli anni ha evidenziato. Siamo a 7 mesi circa dalle prossime elezioni, si voterà molto probabilmente a maggio. Ecco, già un suo parere, già sono scesi in campo diverse personalità del mondo della politica, l'ex sindaco Zambuto, l'ex sindaco Aldo Piazza, l'ex assessore della giunta Firetto, il dottore Franco Miccichè. Non crede che, almeno da quello che si dice in giro, ecco, questa scesa in campo sia addivenuta troppo presto rispetto ai tempi soliti? Ma intanto è assolutamente prematura. Questa... Che però già si fa campagna elettorale. Sì, secondo me è troppo presto, o si è scesi in campo in maniera un po' troppo esagerata, oserei dire. Questo non aiuta né i candidati, perché rischieranno questi candidati di arrivare poi al tour finale sfiancati, no? Ma non aiuta nemmeno la città, a mio modo di vedere, perché poi i cittadini si chiedono, ma com'è possibile tutte queste figure che si accavallano, ma perché la città fino a poco tempo fa, a quanto pare eravamo a default, ora arrivano notizie positive da Palazzo di Città, c'è stato un video su Facebook da parte del sindaco e della giunta che hanno già approvato alcuni strumenti e che arriveranno all'esame del Consiglio Comunale, quindi sembrerebbe che tutto sia stato sistemato, me lo auguro, leggeremo le carte attentamente per capire che cosa era successo prima, cioè sicuramente eravamo tutti svenuti e le cose stavano andando male, poi è arrivato questo risorgimento che io sono contento, però prima di dare meriti dobbiamo attenzionare e leggere le carte. È un risorgimento fattivo o un risorgimento... Realmente dobbiamo leggere le carte, capire, ci sono tante tematiche e tanta carne al fuoco che dobbiamo in un certo senso spilettare, ragionare bene, comprendere se i numeri quadrano, se tutte le cose sono state fatte in un certo modo, perché dico, noi ieri eravamo in una condizione tale che si parlava, lei si ricorderà sicuramente, sì, di predissesto, addirittura di dissesto. Il dirigente dell'ufficio finanziario si è portato pure avanti, sollecitando l'amministrazione, ma non solo, ha inviato una nota ufficiale alla Corte dei Conti dove diciamo, rappresentava che ci potevano essere squilibri importanti di bilancio. Quindi poi arriva l'aiuto del nuovo assessore scelto dal sindaco Firetto, un tecnico, persona per bene, preparato, ho avuto modo di conoscerla, però voglio dire, a me stupisce, io sono stato presidente della commissione bilancio in questi anni e quindi qualche numero l'ho visto e sembrava che le cose andassero in un certo verso. Ora fortunatamente arrivano queste notizie positive, che ci lasciano, diciamo, sperare per il futuro, ma io sono sempre nello stesso tempo preoccupato perché voglio, diciamo, capire e paragonare questi numeri. Anche il collegio del revisore dei conti lo so che è abbastanza attento e sta lavorando su tutti questi strumenti e da un'ultima, diciamo così, convocazione in commissione bilancio li avevo visti anche loro abbastanza pensierosi su tutte le dinamiche dei numeri, dell'economia di città, però staremo a vedere. Detto questo, la campagna elettorale che parte così anticipata non aiuta nessuno, però è partita. So che già in città ci sono anche numerose figure che vogliono arrivare ad essere presenti in Consiglio Comunale. Io in questo senso, senza nulla togliere a tutti i candidati, noi abbiamo un sindaco uscente
e già poco fa ho manifestato la mia idea, giusto? Quindi penso che si sia anche capita. Abbiamo dei sindaci che sono dei ritorni, persone per bene, conosco personalmente entrambi, tra l'altro sono anche degli amici, però credo che la città oggi abbia bisogno di figure nuove, abbia bisogno di comprendere che cosa c'è all'orizzonte, che cosa ci possa essere domani, perché i cittadini di Agrigento li ritengo un po' stanchi di vedere sempre, come dire, le stesse cose, senza nulla togliere a nessuno, perché non vorrei che qualcuno pensi che stia certo. offendendo, lo voglio precisare, Certo, però certo. l'agrigentino, se posso usare un gergo sicolo, a volte, come si dice, a minescia ricagliata può funzionare, ma non è sempre la ricetta giusta. Io invece credo che se c'è la possibilità, e credo che qualcuno sia già in campo per poter proporre la propria candidatura, la novità, ma non solo la novità, anche la figura deve essere rappresentativa di un perbenismo importante, di una voglia di fare, di gente buona, di gente che abbia amore per la città. E allora, attenzione, senza nulla togliere agli altri, però credo che oggi Agrigento abbia bisogno di qualcosa di nuovo. Ecco, a proposito, così giusto per chiudere questa analisi un po' generale, volevo farle una domanda. Ecco, ci sono dei momenti politici e come influiranno questi momenti politici? Nel senso che quando ci sono state le elezioni scorse, lei ha detto che lei stesso appoggiava Filetto, c'era al governo una parte del PD, credo Renzi se non ricordo male, alla regione c'era Crocetta. Negli anni questi equilibri sono cambiati. Attualmente diciamo, abbiamo visto l'esploit della Lega, che ha governato con 5 Stelle, questa Lega che stando ai sondaggi insomma, ha numeri consistenti, si parla addirittura di un 35-36% che ha vinto in diverse regioni, c'è 5 Stelle che attualmente governa sempre con il PD. Ecco, questo mutamento politico, secondo lei influirà in qualche modo nelle valutazioni del cittadino agrigentino nell'esprimere il proprio voto? Allora, io differenzierei, diciamo, le statistiche nazionali e regionali da quelle locali, nel senso che è pur vero che noi abbiamo una Lega che sembrerebbe andare con numeri abbastanza importanti, così come il Movimento 5 Stelle, anche se dai dati che abbiamo diciamo, sta calando per ovvie ragioni, Sì. oserei quasi dire io, però la realtà locale la vedo un pochettino diversa, nel senso che di queste due compagini politiche su Agrigento credo che ci siano non delle difficoltà, ci sono dei validi rappresentanti senza ombra di dubbio, però Agrigento è una città molto moderata poi nel suo essere generale, quindi le posizioni politiche presenti in città a mio modo di vedere rimarranno in linea generale quelle che sono. Certo, attenzione, c'è un dato fondamentale che è quello della antipolitica, che è il colpo della politica stessa, di tutta quella gente che è schifiata, che non ne vuole sapere, non ne vuole sentire nulla, sono sempre gli stessi. Per ritornare al ragionamento di poco fa, ma che cosa ci vanno a fare lì al comune? Ma se il comune sta fallendo, cosa va andate a perché correte per andare lì a fare cosa se stiamo così messi male? E allora c'è anche da vedere questo dato che a mio modo di vedere, ed è preoccupante, è un dato in crescita. Quindi io invito i cittadini di Agrigento, a prescindere dalle loro scelte, ma che siano delle scelte fatte, cioè di andare al voto, perché in ogni caso bisogna decidere e la decisione non deve restare a chi non vota. La decisione deve andare a chi vota e dobbiamo decidere noi il nostro futuro rispetto alle candidature che ci sono, a prescindere da quelle nuove, da quelle vecchie, da quelle che arriveranno, però bisogna scegliere e a mio modo di vedere l'influenza nazionale ci sarà, ma non sarà così diciamo prepotente e persistente a mio modo di vedere nella campagna elettorale, però è ancora troppo presto per dirlo, perché qui gli scenari e le dinamiche politiche anche a livello nazionale cambiano di giorno in giorno, vedete un po' tutti quello che sta succedendo, cioè quasi litiga per mettere pure la firma a volte, no? E quindi possono, in un certo senso, da qui a maggio, possono cambiare tante cose. E anche qui questa frammentarietà non aiuta sicuramente la scelta dei cittadini. Ecco, entrando nel pieno delle nostre domande, parliamo di bilancio. Com'è la situazione del bilancio, anche in rapporto
a una spesa che si dovrà affrontare, che è quella della stabilizzazione dei precari. Insomma, so che ci sono state anche delle proposte da parte del sindaco, però ancora c'è un iter da seguire, quindi credo che insomma 25 ore non siano poi alla fine. Ho parlato con diversi esponenti, impiegati, insomma non è una macchina che può andare al massimo del suo rendimento, perché chiaramente si parla addirittura di, con questo orario, credo, 4 giorni di lavoro alla settimana, insomma. Le dico il mio personale giudizio rispetto a questa vicenda. Intanto non posso esprimere giudizio pieno perché gli strumenti finanziari che la Giunta ha approvato devono ancora arrivare alle commissioni, soprattutto a quella che io presiedo, che è la Commissione Bilancio, quindi anche noi, e soprattutto io, insieme ai colleghi della Commissione Bilancio, analizzeremo in maniera più approfondita le tematiche e le dinamiche. Poi c'è questa vicenda dei precari, che già è emersa perché è un problema. Vediamo molti comuni vicini che già hanno provveduto da tempo a fare questa stabilizzazione. Agrigento non è riuscito a farla fino ad oggi perché legata a quelle problematiche di cui parlavamo poco fa. Oggi arriva, ed è chiara, sembrerebbe così la proposta dell'amministrazione, cioè quella di stabilizzare tutti a 25 ore i soggetti precari del comune di Agrigento. Io credo che lì va fatta un'analisi ben precisa, un'analisi un po' approfondita, perché noi dobbiamo comprendere che cosa abbiamo in entrata e che cosa abbiamo in uscita. Da quel poco che io ne posso capire, perché poi posso essere anche ignorante in materia, qualcuno mi può correggere, noi abbiamo un budget definito da parte della Regione Sicilia che comunque copre questa spesa, quindi quello è un dato certo. Dalla sua parte abbiamo la normativa, la legge, che comunque ti impone di andare a stabilizzare, quindi siamo in una fase che andava fatta questa scelta, non è che qualcuno si è alzato una mattina e ha deciso di stravolgere obbligatorio, è un obbligo che va fatto, l'amministrazione stabilisce o pensa di farlo con 25 ore. Bastano, non bastano, sono giuste? A mio modo di vedere, per le esigenze del Comune di Agrigento non bastano, e per i servizi che il Comune di Agrigento deve offrire. Tra l'altro soggetti precari che in questi anni forse sono stati la gamba portante dell'amministrazione e del Comune per tanti aspetti, per tante vicende. Qui ora non stiamo a dire chi lavora di più, chi lavora di meno, però dico, il personale precario del Comune di Agrigento per molti aspetti è stato in quest'anni linfa vitale per la conduzione della vita quotidiana del Comune di Agrigento. E ancora qui vorrei capire, e questo lo vedremo dai numeri, rispetto ai pensionamenti, che ce ne sono stati tanti, perché quota 100 ha aiutato, Ape Sociale ha aiutato, cioè abbiamo molte persone in uscita, ci sono state pure delle situazioni di decesso, cioè i dipendenti del comune comunque sono diminuiti. Lei ha fatto una stima così, magari all'incirca? Non ho un dato certo, però credo che ci siano un centinaio di unità che negli ultimi 3 anni sono usciti, soprattutto in quelli che usciranno quest'anno, quelli che usciranno nel 2020 e nel 2021, perché questo dato gli uffici già ce l'hanno, rispetto alla normativa di riferimento che è quella fatta dal governo nazionale, cioè quota 100. Cioè quota 100, molti dipendenti del comune di Agrigento ne hanno approfittato. Io ne so qualcosa perché la mia attività lavorativa svolge proprio questo, e quindi molti dipendenti comunali sono venuti a cercarmi per poter, diciamo, di fare il disbrigo della pratica. Quindi ho la sensazione che comunque questo personale in uscita sia un personale importante. Attenzione, noi avevamo un personale troppo pesante rispetto a quelle che erano le effettive Quindi lei dice questo avrebbe dovuto aiutare. Ecco, questo secondo me aiuta in diminuzione della spesa del personale. Quindi le 25 ore, che in parte le 18 vengono pagate ed erano coperte dalla Regione, noi abbiamo questo in più di 7 ore. Io dico, queste 7 ore, che forse per natura e questioni legate al bilancio non possono essere aumentate, andavano affrontate in maniera diversa. Cioè io dico, il Comune di Agrigento, rispetto alle uscite che avrà di personale, quindi costo meno di personale, poteva, a mio modo di vedere, rivedere, e può ancora rivedere, perché non siamo in fase assolutamente di votazione, però a mio modo di vedere il numero delle ore poteva essere maggiore da attribuire al personale che lavora, personale che in alcuni aspetti, in alcuni settori, se tu li porti a 25 ore, inevitabilmente si potrebbe creare la non sostenibilità dell'ufficio stesso. Noi parliamo ad esempio dell'ufficio tributi, del corpo di polizia municipale, cioè abbiamo settori vitali che non possiamo pensare di tenerli tutti a 25 ore.
Giusto, attenzione, ci sono questioni, sacrosando la possibilità e il diritto di portare queste persone a essere stabilizzate, un diritto che rivendicano da anni. Ma è pur vero che secondo me questa vicenda va affrontata in maniera diversa, perché non vorrei che venga dato, come dire, quasi il condentino rispetto alla possibilità invece che si ha in questo momento storico di portare anche queste persone non a 25, ma a 30. A 32, non so, ecco, io poi non sono tecnico della materia e magari sto pure sbagliando nell'esprimere questo giudizio, qualcuno magari mi potrà anche contraddire, però inviterei l'amministrazione, soprattutto gli uffici finanziari, il dottore Mandione e il nuovo assessore al bilancio, di valutare attentamente questa possibilità, perché credo che ci siano le condizioni rispetto alle percentuali, tranne che poi abbiamo idee diverse di fare il bilancio, no? Magari pensiamo di destinare delle somme X in prospettiva per altre cose, mentre li potremmo investire nel personale che andrebbe comunque formato ancora di più attraverso corsi di formazione, cioè noi dobbiamo cercare e puntare alla qualità, perché non possiamo pensare ad un comune pieno di persone che comunque svolgano delle attività che non vengono formate, perché poi c'è tutto un ragionamento dietro, c'è tutto funziona se le cose si sanno, quindi anche lì bisogna puntare secondo me sulla qualità e sulla formazione, ma attraverso che cosa? Attraverso l'incentivo che devi dare pure tu a questi dipendenti. E secondo me i precari a 25 ore sono contenti, ma non contentissimi a mio modo di vedere, cioè devono essere contenti perché si arriva ad una tipologia di questo tipo, alla stabilizzazione, però a mio modo di vedere qualcosa in più si poteva fare e si può fare, quindi inviterei l'amministrazione a rivedere questa situazione. Consigliere, ecco, tra i momenti diciamo importanti che la città ha vissuto, ricordiamo che c'è stato l'avvio della differenziata, insomma è stato un momento in cui tutti, bene o male per la loro parte, hanno vissuto e contribuito diciamo, in qualche modo a risolvere, a cercare di portare avanti questo cambiamento, per cui si sono tolti i cassonetti e si è avviato questo percorso dei rifiuti. Diciamo, dobbiamo dare atto all'amministrazione attiva che rispetto ad altri comuni, mi riferisco alle grosse città dove c'è un fallimento totale, Palermo, Catania, insomma il sindaco vanta dei risultati ottimi con alte percentuali, ma nonostante ciò abbiamo visto che proprio questo mese sono arrivate tantissime bollette e tanta gente insomma si è lamentata per questo aggravio di costi degli anni precedenti. Differenziamo intanto in termini differenziata le due tematiche, quest'ultima, a quelle fa cenno delle cartelle, oltre ad essere diciamo, un'attività di controllo che il Comune deve svolgere, è anche legata in un certo senso e molto alle questioni di bilancio, nel senso che c'è la necessità di cercare e trovare denari. Qui va vista la cosa in maniera approfondita, cioè molte di queste bollette sono arrivate errate. Parlando con l'assessore Cuzzola, molti cittadini inferociti perché sono costretti ogni anno a recarsi verso l'ufficio tributi, presso gli uffici della SRR, dove lì ci sono 2 sportelli che si occupano di tributi, cioè abbiamo prenotazioni di 40 persone al giorno. Fortunatamente rispetto alle file di prima adesso le situazioni vengono gestite meglio grazie diciamo così, alle prenotazioni, però in linea generale dice l'assessore Cuzzola che è una percentuale residuale di errori. E questo è un aspetto legato, a mio modo di vedere, anche al bilancio comunale, cioè bisogna fare cassa. In un momento di difficoltà della città, dove tu mandi per lo stesso anno sia l'IMU, sia la TASI, sia la Tari, sai, un cittadino che comunque ha voglia di pagare in un certo senso ha difficoltà nell'affrontare questa tematica e nelle tempistiche giuste, perché poi diciamo in un certo senso diventa quasi vessatorio, no? Considerando che insomma non stiamo vivendo un momento particolarmente ricco nell'economia anche cittadina. Infatti, cioè diventa problematico perché alcune famiglie pagano, altre non possono, non che non vogliono, non possono, bisogna andare ad affrontare anche questo tema, il tema della povertà, però ci allargheremo troppo e poi il rischio di essere molti troppo... esercizi commerciali, diciamo, soprattutto gli esercizi commerciali, perché parliamo delle tariffe molto alte. Parliamo di un'imposta ai massimi livelli, per un servizio che è partito. Lode a Dio, nel senso che è stata una straordinaria iniziativa. Sono state delle premialità addirittura.
Le premialità. Diciamo che le percentuali, che io in un certo senso riconosco, me le dicono in via ufficiale, comunque fanno parte di quelle percentuali di coloro che la differenziata la fanno. Poi abbiamo noi un handicap grave, che è quelli che la differenziata ancora non la fanno, o di quelli che ancora non sono stati censiti per la spazzatura, o di quelli che non si sono autodenunciati, ma che questa spazzatura comunque la producono. Poi abbiamo poi gli imbecilli, che sono quelli che prendono il sacchetto e lo buttano per strada, gli incivili, questa gente vergognosa, questi poveracci della civiltà moderna, li oso definire io, che continuano ad inquinare la nostra città. E qui, a mio modo di vedere, l'amministrazione ha fatto bene ma non benissimo, perché le idee faraoniche dell'ex assessore Fontana, che poi è sostituito dall'attuale assessore Amel, che sicuramente non è un ruolo come dire, straordinario, quello di fare l'assessore nel terzo urbano in un momento di trasformazione e di innovazione come quello della differenziata, però attenzione, come osai dirgli in un consiglio comunale, attenzione, nessuno se vai dal medico ti prescrive la ricetta, magari stai male ed hai obbligo di andare a prendere la medicina. Fare l'assessore l'hai scelto tu e quindi ci sono oneri e onori. Qui io credo che nonostante la voglia dell'assessore di poter gestire al meglio tutta la situazione, qualche lacuna c'è stata, soprattutto rispetto al controllo, soprattutto rispetto alla pulizia della città. Noi abbiamo una città sporca. È pur vero che noi diciamo che abbiamo livelli di differenziato ottimali, di chi la fa, poi ci sono quelli che non la fanno e qui noi ci ritroviamo con una città sporca, perché se andiamo a vedere nei nascondigli della nostra città, che non è la via Atenea, che non è Viale della Vittoria, che non è la via principale di Via Dante, che magari sarà sporca pure, attenzione, se noi andiamo un po' più fuori nei quartieri è una situazione assolutamente sconcertante. Noi abbiamo, ad esempio, Contrada Fondacazzo, che è una vergogna assoluta ancora ad oggi, che nonostante i sequestri dell'autorità giudiziaria, nonostante i solleciti, nonostante tutto quello che vogliamo, ancora ci ritroviamo in mezzo alla spazzatura. Quindi questo problema non è stato risolto e la condanna va a chi? A chi questo problema lo deve gestire. Non me ne voglia nessuno, ma ovviamente a chi lo devi dire tu, con chi devi parlare, con chi ti devi rapportare. Il cittadino che passa da Contrada Fondacazzo o da qualsiasi altra via che è invasa dai rifiuti, a chi devi chiedere conto e ragione? Ovviamente all'amministrazione comunale, che nonostante gli sforzi, glieli riconosco, qualche cosa è andata male. Quindi non possiamo dire tutto è andato bene, qualcosa è andato male e va risolto. Anche la gestione delle isole ecologiche, spesso ci sono tantissime lamentele. Ma governate male. Noi avevamo questo inizio del nuovo bando, no, sui rifiuti, che c'era stato presentato dall'assessore Amel e da un consigliere vicinissimo al sindaco Firetto, l'amico Vitellaro, che avevano fatto anche dei video su Facebook dove dicevano che appena arrivava questo nuovo bando la città sarebbe Vitellaro consigliere comunale o l'ingegnere? Vitellaro il consigliere comunale, l'amico Vitellaro consigliere comunale, che ci dicevano che con l'inizio di questo nuovo bando la città sarebbe stata una città straordinaria, pulita, macchine spazzatrici, cioè cose straordinarie. Io questa straordinarietà ancora non l'ho vista, senza contare il fatto che ci troviamo con una città soprattutto nei quartieri, mi riferisco a Fontanelle, mi riferisco a Villaseta, a Monserrato, a Giardina, al Villaggio Mosè, alcuni posti di San Leone, che ancora abbiamo erbe alte 3 metri. Vero, sono state fatte le cose, ma fatte a rilento. Dopodiché non possiamo pensare che la città si possa pulire con i cantieri di servizio. La città va pulita con gli strumenti giusti, attraverso una progettazione, una programmazione che va fatta assieme alle ditte che operano nel territorio e non solo, anche attraverso i dipendenti comunali che potrebbero dare una mano d'aiuto nel cercare di risolvere i problemi più grandi. Non possiamo aspettare che arrivano i signori dei cantieri di servizio che hanno fatto 3 mesi alla meno peggio, perché poi senza strumenti. Noi abbiamo avuto i cantieri di servizio che sono finiti qualche tempo fa, alcuni quartieri sono stati puliti. Bene, abbiamo dato San Leone è stata pulita però al termine della stagione estiva, no? Città turistica, Agrigento, voglio dire, però interveniamo prima, programmiamo prima, non possiamo poi pensare... Lodevoli cantieri di servizio. Ci mancherebbe, io sono d'accordo con i cantieri di servizio, benissimo, abbiamo dato dignità a molte persone che avevano bisogno, regione, però assieme ai cantieri di servizio e agli operatori dei cantieri di servizio dovevi tu
abbinare due operatori specializzati che davano, come dire, una mano. Se tu all'operatore, alla persona del cantiere di servizio gli dai la zappetta e gli dici fai questa strada, inizia oggi e finisce tra 50 anni. Se tu invece all'operatore che fa il cantiere di servizio gli dai ad un operatore specializzato che davanti decespuglia e quello dietro raccoglie, possibilmente non passano 50 anni, ma in 5 giorni si fa molto lavoro. Anche qui un'organizzazione, devo dire, povera, scarsa, senza mezzi, che andava spesso in maniera i cumuli che facevano venivano raccolti dopo diversi giorni. Cumuli, sacchi neri messi in strada. Noi abbiamo un esempio, anche delle immagini, se la regia noi abbiamo ritrova. un esempio lampante, guardi, Villa Seta, dice tu parli sempre di Villa Seta, ci passo ogni giorno perché ci lavoro, ci vivo. Allora ci arriviamo a Villa Seta. Sono stati raccolti i cumuli degli operatori che hanno fatto i cantieri di servizio a distanza di 1 mese e mezzo. Ma è normale una cosa di questa? Di chi è la colpa? A chi la dobbiamo dare? A chi dobbiamo chiederlo? Segnalati, risegnalati, cioè gente che doveva parcheggiare le macchine al posto del parcheggio c'erano i sacchi della spazzatura. Quindi vanno governate meglio. Voi lanciate le immagini, ad esempio, di Piazza Madonna della Catena e ci sono questi alberi. Questi alberi in Piazza Madonna della Catena li ho fatti io, a spese mie, insieme ai volontari del quartiere, perché da 10 anni, da 15 anni non si facevano. Attenzione, i disagi provengono anche dalle amministrazioni passate. Ma questa amministrazione faraonica che diceva che doveva andare tutto bene non riesce poi a trovare le risorse manco per potare degli alberi. Quindi io che cosa dico? Bisogna essere più attenti e quando facciamo e propagandiamo come dire, situazioni di risoluzione di problemi, poi dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative necessarie per risolverli. Via Favignana? Via Favignana... No, faccio questa domanda, ce n'ho altre scalette, ma so che lei ci tiene particolarmente, Via Favignana, ai liquami di Via Favignana. Via Favignana ci tengo personalmente perché mi sento di essere quasi il residente in Via Favignana. Ormai sono 8 anni 8 anni e mezzo che faccio il consigliere comunale e da quel momento che sono entrato al comune ho iniziato la battaglia per la risoluzione della frana, del costone franoso di Via Favignana, che oggi sembrerebbe aver visto la luce definitiva. C'è il finanziamento straordinario da parte della regione per poter lì mettere in sicurezza il costone, fare dei lavori di rifacimento importanti che fatti... Ricordiamo che Via Favignana è a Monserrato. Via Favignana è a Monserrato ed è interessata da questo... per diversi giorni anche lì si è vissuto un momento tragico perché sono stati fatti andare via le famiglie, perché insomma chiaramente la situazione era un po'... La situazione è era molto tesa e continua ad essere. Specialmente quando piove, insomma, io sono molto preoccupato la frana continua. Come attualmente? Arriva... Dico, alla luce anche di tutti questi allerta meteo, di questa pioggia che è caduta notevolmente, qual è la situazione? Noi abbiamo un gruppo su WhatsApp con il residente di Via Favignana, di cui faccio parte anche io, e devo dire che c'è molta preoccupazione dei cittadini, perché i cittadini continuano comunque ad avere paura, nel senso che il finanziamento è arrivato, però adesso ci dobbiamo sbrigare. Io in questi giorni avevo lanciato una nota stampa, lei l'avrà ricevuta pure, dove dicevo sbrighiamoci, Via Favignana attende, è vero che c'è il finanziamento, ma tutte le attività burocratiche che noi sappiamo a volte diventare incessabili, infinite, devono essere immediatamente come dire, smontate, quello che ci vuole da fare. Siccome il sindaco ha lanciato 2 mesi fa una nota stampa, subito i cantieri aperti in Via Favignana, io oggi dico al sindaco, gliel'ho ribadito qualche giorno fa, sindaco, veramente iniziamo questi cantieri in Via Favignana, non so di chi sono le competenze, se sono tue, se sono dell'assessore, se sono della regione, se sono della protezione civile, però interessiamoci affinché questi lavori iniziano al più presto possibile. Non aspettiamo magari che inizino sotto la campagna elettorale, non aspettiamo la campagna elettorale, o che succede il danno, il peggio, perché i limiti insomma sono... I limiti sono limiti veramente, c'è una zona rossa che è stata delimitata in questi giorni, tra l'altro... Attualmente diciamo i cittadini risiedono nelle case? I cittadini risiedono, c'è un monitoraggio costante sia nella palazzina sia nel terreno. Il terreno qualche movimento continua a farlo, la palazzina fortunatamente è posta sul colle, diciamo così, ora tecnicamente io non lo so spiegare, però sembra essere assolutamente in sicurezza. Però
C'è il rischio. C'è il rischio, e quindi finalmente, una volta ottenuto questo finanziamento, che è quasi di 4 milioni di euro, potevamo spendere molto meno di soldi pubblici se 10 anni fa qualcuno se ne interessava seriamente, però iniziamo questi benedetti lavori. Sono contento della risoluzione del problema, sono dispiaciuto di questa contentezza però, perché se per risolvere un problema così grave bisogna aspettare 20 anni, veramente siamo fuori dal mondo. Siamo fuori dal mondo. Quando ci prendono per persone veramente fuori dal mondo, che non riusciamo a risolvere problemi nel breve tempo, ecco la politica che dovrebbe essere strumento e risorsa, ecco, ma perché in questo si caso è perde stato tutto fallimento. questo tempo? Anche stamattina io sono andato a questa manifestazione fatta dai sindacati davanti il viadotto Morandi e i sindacati lamentavano, gli edili insomma, lamentavano che ci sono questi benedetti 30 milioni che diciamo, farebbero comodo all'occupazione edile della nostra città, ma ancora diciamo... Questa fermezza, questa burocrazia che non da riesce... cosa dipende? Perché dico tutto questo tempo? Dipende dagli uomini che, oltre dagli uomini politici, ma anche da coloro che sono lo stesso viadotto all'interno degli uffici. È iniziato, però una situazione imbarazzante, anche io, anche se lei si ricorda, mi trovavo lì insieme ai sindacati per manifestare, perché avevano invitato un po' tutti, io mi sono sentito di partecipare e essere solidale a questa cosa, però anche lì è partita. In Cina se si rompe una strada, cade un ponte, in 24-48 ore, anche in 24 ore riescono a rimetterlo sopra. Qui non riusciamo manco a volte in 24 anni, e quindi c'è un problema serio, che va snellito, questa burocrazia insopportabile, nauseabondo oserei definire, e questo è quello che poi allontana i cittadini dalla politica. Quindi ci dobbiamo augurare che, soprattutto per queste ultime vicende che lei ha detto, questa politica, ma non solo la politica, anche la burocrazia degli uffici e i dirigenti che hanno molto potere, credo i dirigenti all'interno degli uffici non solo comunali ma anche regionali, mettano insieme le risorse, le economie personali, cerebrali, per poter dare risorse a quelle che sono le problematiche e mettere in campo azioni concrete per la risoluzione delle stesse. Fermo restando sempre a Villa Seta, che lei particolarmente diciamo, la ama, lei ha inviato una nota a proposito della chiusura dell'ufficio postale di Villa Seta. Ma ho inviato una nota proprio stamani, non è stata solo una nota stampa, perché ho inviato tramite PEC ufficiale a Poste Italiane e Direzione Generale Palermo, allo IACP di Agrigento, al commissario, al sindaco e all'ufficio patrimonio del comune, anche una richiesta scritta e ufficiale, dove io li definisco la vicenda vergognosa e inaccettabile. Noi abbiamo avuto l'ennesima chiusura dell'ufficio postale di Villa Seta i primi di ottobre, se non vado errato, dove c'era una scadenza della riapertura, cioè entro il 30 di ottobre l'ufficio postale si sarebbe riaperto. Dopodiché abbiamo scoperto che il problema era dettato da infiltrazioni di acqua nell'edificio soprastante l'ufficio postale, e il sindaco Firetto, dalla mia nota stampa, ha poi convocato, dalla mia richiesta di aiuto, diciamo così, ha convocato lo IACP, Poste Italiane Agrigento e gli uffici comunali per trovare una soluzione. Ha lanciato l'ok che il problema era stato risolto, anche io l'ho colto positivamente. Sembrerebbe che Poste Italiane si affrontava o affronterebbe i lavori di rifacimento del tetto, non lo so, quello che serve tecnicamente per poter risolvere il problema, a scomputo della locazione che IACP dovrebbe richiedere per conto del comune, e quindi il problema è risolto. Bene, a distanza di una settimana da quella nota ufficiale del sindaco, abbiamo visto la ditta che è venuta sul posto, hanno fatto un'impaccatura, dopodiché sono scomparsi tutti, non sappiamo più e non abbiamo notizie. C'è un dato di fatto certo: l'ufficio postale di Villa Seta continua ad essere chiuso. Ma l'ufficio postale di Villa Seta, che potrebbe essere, come dire, una scemenza, un ufficio postale chiuso, potrebbe essere una scemenza, voglio dire, ne chiude uno, te ne vai in un altro. Non è così per quel territorio. Per quel territorio che è stato massacrato negli anni dall'assenza totale delle istituzioni, quell'ufficio postale diventa presidio di giustizia in un territorio difficile, in un centro commerciale abbandonato, in un centro commerciale dove c'è la delinquenza minorile che cresce, ed è un dato preoccupante che ci deve fare stare
stare preoccupati. E allora lì l'intervento deve essere immediato, non possiamo perdere 2 mesi per aprire un ufficio postale. Quell'ufficio postale va riaperto, ma soprattutto per gli anziani di quel quartiere. Io ogni giorno, costantemente, dovete credermi, ricevo telefonate da povera gente anziana che mi dice: per favore aiutaci tu per poter riaprire l'ufficio, perché tanta gente ha difficoltà a deambulare, i disabili, tante situazioni, ma addirittura hanno chiuso pure il bancomat esterno, quindi anche uno non può andare per ricevere anche quel piccolo prelievo. Ma dico, santo Dio, se l'ufficio è chiuso, chi lo ricarica il bancomat? Ma qualcuno si svegli, o portino l'ufficio mobile, come era successo nel 2016, perché non è la prima volta che questo ufficio postale si chiude. Ma va fatto un interesse, ci deve essere un interessamento assoluto degli organi competenti. Io a questo punto mi sono rivolto a Poste Italiane e Direzione Generale per capire a che gioco stiamo giocando. E che risposta ha avuto? Ad oggi ho fatto stamattina proprio la nota ufficiale, ho inviato la PEC, spero che già nella giornata di domani arrivano delle risposte. Una cosa è certa, il sindaco anche qui si muova per poter, punzecchiare questi signori affinché questi lavori iniziano. Cioè, a qua stiamo parlando, noi parlavamo poco fa della difficoltà di un ponte, della difficoltà di sistemare una frana, ma attenzione, un'infiltrazione di acqua ci vogliono 2 mesi. Io sono veramente sconcertato, io denuncio pubblicamente questo stato di fermezza e chiedo agli organi competenti di attivarsi immediatamente. Perché questi soldi della tassa di soggiorno ancora non si spendono? Ma, abbiamo visto diverse prese di posizione da parte di alcuni rappresentanti che lavorano nel settore del turismo. Come mai? Ci sono tantissimi soldi. Non so perché non si decide ancora di spenderli nella destinazione, diciamo, corretta. Nella destinazione corretta, cioè ai servizi turistici. Per esempio, vediamo le strade piene di buche, insomma, ce n'è cose da fare, no? Le devo dire la mia sensazione. Qual è la sua? Le devo dire la mia sensazione cruda e nuda, che spero che non venga, diciamo così, trasformata in polemica politica. La immagino. Però che il sindaco se li consegna. No, lo dice lei, lo dica lei, non lo posso dire. No, dico, sostanzialmente non c'è nessun motivo. Oppure questa domanda, dico, non va fatta al consigliere Pullo, ma andrebbe fatta all'amministrazione. Però mi sembra che si stia un po' temporeggiando per far sì che poi possiamo, diciamo, mettere in campo le iniziative anche di rifacimento strutturale di qualcosa, o come dire, di impegno di spesa su alcune tematiche sempre legate al turismo in un periodo che sia più, caldo. Oso dire solo questo. Vicino alle elezioni, ma insomma. Più caldo. Dico, voi come Commissione Bilancio avete, diciamo, controllate queste somme? Insomma, passano al vostro vaglio, come saranno destinate, o è una gestione autonoma? No, mi ragguagli, la gestione, in questo sono carente. La gestione è in capo alla Giunta. Non c'è insomma, è una bella cifra comunque. Non ho il dato certo, però abbiamo incassato parecchio, nel senso che si possono fare delle belle cose, sempre destinate a quelle che deve essere il turismo. Dice che siamo una città a vocazione turistica, abbiamo le risorse, le abbiamo trovate, spendiamole, però spendiamole subito. Se ci ricolleghiamo alla questione del periodo caldo, visto che già siamo in pieno periodo caldo, possiamo iniziare anche a spenderla già sin da adesso. Stamattina c'era un po' di traffico in città, no? Io ero fuori città stamattina, quindi per andare a Viadotto Morandi ho dovuto fare un giro particolare perché la via Crispi era bloccata per questo taglio di alberi. Dico, sì, mi hanno riferito sul taglio di alberi, ora io prendo insomma l'esempio, però sul taglio di alberi se ne è discusso parecchio, ci sono stati anche i suoi colleghi che hanno fatto parecchie interrogazioni all'amministrazione comunale, ci sono state tante polemiche, sul taglio degli alberi la città è molto attiva, anche se dico... È un'idea un albero che può essere pericoloso, però dico, prima di tagliare un albero bisognerebbe piantarne un altro.
Bravissimo. È un'idea che ha contraddistinto molto questa amministrazione comunale. Sembrerebbe che tutti gli alberi in città siano pericolosi. Molti lo sono, attenzione, e va fatto un monitoraggio importante. Molti altri, a mio modo di vedere, potevano essere anche evitati. A volte sembra, ovviamente è una sensazione, non è una certezza, ci mancherebbe, non intendo logorare la sensibilità di nessuno, però sembrerebbe quasi che a volte serva per fare il contentino di una specifica situazione, di uno specifico soggetto che magari può portare fastidio quell'albero, però ricordiamoci pure che gli alberi sono importanti e vanno tutelati e vanno custoditi in un certo modo. E poi va fatta una politica di riimmissione nel tessuto del territorio agrigentino di tutto quello che tu togli. Se io tolgo uno, metto uno, se tolgo 10 posso mettere 9, posso mettere 8, ma va fatta un'operazione di questo tipo. Credo che ci sia stata poca attenzione da questo punto di vista nei confronti della tutela dell'ambiente, ma non solo su questo aspetto, anche su altri aspetti. È una delle questioni della differenziata, secondo me si collega pure alla tutela dell'ambiente. Quando non si riesce a rendere la città fruibile e pulita, molte cose vanno male. Anche gli alberi, se gestiti e governati in un certo modo, attraverso una potatura costante, attraverso interventi mirati e opportuni, tutto questo può essere evitato. Non del tutto, perché alcune situazioni di pericolo ci sono, attenzione, questo va detto, e va tutelata anche l'incolumità pubblica, però un'attenzione maggiore secondo me andava sulla gestione idrica, sulla nuova gestione idrica. Sulla nuova gestione idrica. No, lì, insomma, c'è Lati, si va verso il Gigendiacqua e commissariato, insomma, lo sappiamo tutti. È una situazione abbastanza frastagliata, non si comprende bene. Sono delle diverse spaccature anche fra i vari diciamo che dell'acqua, è una situazione i sindaci che hanno le reti, i sindaci che invece è una situazione hanno conflittuosa, dove ci sono molti che posizione? hanno delle idee e molti che ne hanno altre. La mia posizione, se lei me la chiede rispetto ad una gestione pubblica, ad una gestione privata, io le dico che sono per la gestione pubblica, però attenzione, anche qui bisogna capire se abbiamo esempi di gestione pubblica che hanno un'attenzione certosina rispetto alle grandi dinamiche, perché a volte il privato riesce ad arrivare dove il pubblico non è sostenibile. E va fatta una differenziazione ben precisa, va attenzionato il problema. Secondo me non è una questione legata sei d'accordo o non sei d'accordo, è una questione che va affrontata nei tavoli giusti, vanno prese delle decisioni importanti che devono però arrivare sempre ad un obiettivo centrale, cioè la tutela degli interessi della collettività, perché a volte la gestione pubblica, se è fatta in un modo sbagliato o se non è fatta con le competenze giuste, rischia di diventare un danno. E qui il privato si sostituisce al pubblico. Noi ad esempio, per fare che non c'entra nulla, però se andiamo a vedere ad esempio tutta una serie di immobili comunali, di strutture anche sportive che hanno lasciato al suo abbandono, siamo stati forse costretti, anche se io sono contrario alla gestione privata, ma costretti da che cosa? Dall'incapacità del pubblico, dal fallimento del pubblico, perché se no non si sarebbe arrivata a quella soluzione estrema. Quindi qui, secondo me, vanno messe insieme tutta una serie di questioni e vanno tolte delle diatribe economiche e politiche rispetto a questa tematica che va affrontata. Sul trasporto pubblico? Spesso vediamo lamentele, capisco pubblico. che Agrigento è una città grande, giusto, satellitare, per cui... Però insomma assistiamo che spesso ci sono delle lamentele, a parte che ci sono state anche delle vertenze di lavoro all'interno della tua, insomma gli orari non vengono rispettati. Guardi, il trasporto pubblico, io sono stato uno dei consiglieri comunali molto critico rispetto alla gestione della tua. Lei si ricorda quella questione vergognosa del mandorlo in fiore, non so se le vostre telecamere erano state lì, abbiamo assistito ad uno scempio, poi il sindaco ebbe la felice idea di uscire sulla stampa e dire che tutto era andato bene. Sì. Noi abbiamo registrato le lamentele qui. E voi eravate con la vostra emittente al villaggio Peruzzo, ancora qui. C'erano i cittadini di Trapani e di Messina che gridavano mai più ad Agrigento, una situazione vergognosa che è stata gestita. Mi auguro che non si ripeta. Mi auguro pure io e mi auguro che la tua corra ai ripari rispetto a quella disfunzione di quel tempo. Ma non c'è solo questo. Noi abbiamo
delle notizie, perché mi arrivano, li leggo pure io, li leggiamo tutti i giornali. C'è il segretario generale della CGIL che in questi giorni ha lanciato una nota stampa preoccupante facendo delle accuse ben precise rispetto a dei servizi che addirittura non vengono fatti o rispetto a delle come dire, tematiche legate anche alle economie. Ora, senza voler entrare nel merito dell'avvertenza tra la tua Trasporti e alcuni lavoratori, perché io che ritengo essere una situazione anche vergognosa questa, voglio dire, lavoratori che sono stati licenziati, messi a casa, pagati lo stesso, non riesco a comprendere questa politica aziendale, però sono cose su cui non entro, sarà il giudice del lavoro e le sentenze che daranno ragione o torto ad una delle parti. Però sulla questione dei servizi dobbiamo dire qualcosa, perché molti cittadini hanno sempre lamentato la disfunzione dei servizi in città per quanto riguarda il trasporto pubblico, riguardo alla pulizia dei pullman, riguardo al ritardo delle corse, le paline orarie che a volte non ci sono, tutta una serie di cose che comunque abbiamo sentito, abbiamo ascoltato. Io personalmente ho ricevuto delle lamentele e io personalmente ho denunciato anche in Consiglio Comunale questa vicenda. Qui mi sembra che il Comune di Agrigento però sia poco attento a ricevere le risposte da parte dell'azienda. Io ho invitato più volte sia il dirigente sia l'assessore al ramo a voler approfondire la tematica dei servizi, perché, attenzione, questa gente comunque riceve dei denari pubblici, della collettività, e quindi occorre che loro debbano fornire i servizi previsti da contratto. Se c'è una disfunzione dobbiamo anche rivedere il contratto, ma perché no? Dov'è lo scandalo? Se c'è un servizio che va dato ed è stato fatto male, viene certificato, viene verificato, attenzione, io dico sempre con il senno della verifica, perché poi ci devono essere gli uffici competenti che devono verificare, perché non basta solo sentire una lamentela, ma va verificato. E sembrerebbe, da quello che denuncia la sigla sindacale, la più importante d'Italia, delle situazioni anche certe, e quindi qualcuno si deve prendere la briga di non pensare che sia solo una nota stampa e di andare a approfondire queste questioni. Io in Consiglio Comunale ho un punto che riguarda proprio la tua, rispetto alla denuncia fatta dalla CGIL, di cui ho preso spunto, e rispetto anche a delle interrogazioni parlamentari venute alla Regione Sicilia a firma dell'onorevole Di Mauro. E anche qui ho un punto all'ordine del giorno che è da mesi che cerco di discutere e per svariati motivi non si è fatto, e chiederò all'amministrazione attiva che cosa si è fatto in questo tempo, se sono stati fatti i controlli, se sono vere le lamentele dei cittadini, se effettivamente c'è un disservizio, se effettivamente va migliorato, se effettivamente questa azienda va sanzionata. Cioè dobbiamo comprendere, i cittadini vogliono sapere, non è che voglio dire, hai un servizio e pensi di farlo a modo tuo. Attenzione, vanno verificate le contestazioni, vanno fatte in maniera certosina, perché non possiamo pensare che la mattina uno si sveglia e dice no, il pullman non è passato, va verificato che il pullman non è passato, o uno la mattina si sveglia e dice il pullman è sporco, va verificato che il pullman è sporco. Quindi il rispetto soprattutto delle regole. Io non ho nulla contro l'azienda tua, che sarà fatta sicuramente da persone competenti e che fanno bene il proprio lavoro, però alcune sensazioni che ci arrivano sono quelle che qualcosa non va. Allora, vorrei chiudere questo nostro spazio, che doveva essere breve, però la discussione è stata piacevole e scorrevole, con il parco, il turismo. Cioè potrebbero essere veramente diciamo, volano di sviluppo per la nostra città. In parte diciamo, lo è stato in questi anni, abbiamo visto il fiorire di tanti B&B. Ecco, questa nuova gestione del parco, c'è stata la nuova legge, il nuovo consiglio del parco, un nuovo direttore. Ecco, come immagina lei una gestione del parco che possa ancora essere migliorato per incrementare lo sviluppo della nostra città? Ma dai dati che io ho letto così, non in maniera diciamo, approfondita, perché non è il mio campo, comunque osservo le cose che succedono, sembrerebbero essere incoraggianti rispetto al parco in generale, alle bellezze di questa nostra città, che in un certo senso sono state anche sfruttate bene negli ultimi anni, perché non dirlo, cioè c'è stata una Ricordiamo crescita. che con la nuova amministrazione insomma, anche il Comune
prima era stata esclusa. Parte integrante, e credo che sia giusto che il Comune sia parte integrante, perché voglio dire, il parco comunque insiste all'interno della città. Anche se ci hanno tolto il 30%. Anche se è stato tolto il 30%, però non vuol dire nulla questo, perché a volte le gestioni fatte bene e fatte in un certo modo, questo step di mancanza può essere superato. Basta solo governare bene i fenomeni, basta solo riuscire a non fossilizzare le iniziative del parco solo, che so, alla vicenda del DEG, che è importante, che c'è, o di altre manifestazioni importanti come il Google Camp, però fatte solo e legate a quel contesto. No, bisognerebbe aprirsi di più alla città, a mio modo di vedere. Questa apertura non c'è stata del tutto, non è stata al 100%, e non la possiamo pensare all'apertura del Mandorle-Fiore, ecco, perché anche lì, secondo me, andrebbero fatte meglio le cose, sfruttando ancora di più le risorse, perché ormai il Mandorle in un certo senso è stato ridotto al lumino, no? Un'iniziativa che potrebbe portare alla città di Agrigento straordinarietà, però è legata a quella che noi dobbiamo chiamare semplicemente parola servizi. Poco fa parlavamo noi della tua e del disservizio dei cittadini che sono venuti per il Mandorle. Ci può essere tutto, come dire, l'accordo, il concordare le iniziative, le operazioni fatte tra parco e comune o tra altri enti, ma poi ci perdiamo nei piccoli servizi che anche i più grandi sacrifici non servono a nulla, perché tu devi portare i cittadini ad Agrigento, ma non solo il parco deve essere volano per la rinascita della città, quindi bisogna pensare a politiche di coinvolgimento della città, perché vede, questo parco è il parco, ma dopo il parco che cosa c'è? Ad oggi secondo me il nulla, nel senso che non c'è stato questo sforzo assoluto di fare vivere la città di Agrigento, ma la città di Agrigento va vissuta attraverso i servizi. Se poi l'amministrazione comunale non riesce a pulire le strade, ci sono alcune situazioni del centro storico veramente vergognose, ci sono viuzze che potrebbero diventare gioiellini per la città e poi non vengono sfruttate, ecco, questo parco con la città deve essere più innamorata. È migliorato il centro storico, secondo lei? È migliorato in questo periodo di amministrazione? È migliorato grazie all'iniziativa dei privati, è migliorato grazie all'entusiasmo dei piccoli imprenditori, grazie alla nascita dei B&B, perché queste persone che hanno popolato attraverso una propria attività, attraverso il proprio investimento, attraverso i propri sacrifici, il centro storico lo stanno rendendo vivibile, ma non perché c'è un'iniziativa, secondo me, di coinvolgimento pubblico, perché l'operatore del centro del B&B che apre la propria attività a cura del proprio vicinato, diciamo così, cerca di pulirlo, cerca di renderlo vivibile, cerca di mettere delle piante, quindi, come dire, il centro storico è migliorato senza ombra di dubbio, non in tutto, attenzione, ci sono delle situazioni che vanno veramente affrontate in maniera seria, ma devo dire grazie soprattutto ai cittadini che hanno voluto investire nel centro storico e secondo me ci hanno visto bene, perché c'è grande potenzialità, si potrebbe fare veramente bene. A proposito, volevo fare un cenno giusto per completare, perché il nostro tempo già si è quasi esaurito, siamo addirittura superato. Il lavoro anche del Genio Civile che ci ha coinvolto con la nuova presidenza dell'architetto Lamendola in questo studio che si è stato fatto per gli ipogei. A quanto pare, insomma, ne sono stati scoperti alcuni e che potrebbero rappresentare, diciamo, un'importante offerta turistica per la città. Mi sembra giusto anche parlare. Anche qui il coinvolgimento, no? Gli enti, le persone giuste negli enti e la voglia di fare, perché poi ci deve essere tra tutti un obiettivo, l'obiettivo che si deve chiamare città. Ecco, se tutte queste cose messe insieme portano, come dire, ad incrementare l'offerta a chi dall'esterno vede la città di Agrigento in maniera ottimale, ma che deve passare sempre dai servizi fatti bene. Non ci possiamo limitare alle piccole cose o accontentarci del poco. Questo accontentarci del poco ci terrà sempre indietro. Quindi dobbiamo avere la capacità, la forza di poter affrontare le tematiche in maniera diversa, coinvolgendo tutti quegli enti che sono propositivi, che possono essere... Come ad esempio Padre Pontillo con l'iniziativa del centro storico, la cattedrale, il percorso religioso, diciamo, sono cose anche positive. Ecco, si ha l'impressione che però tutte queste cose insieme non fanno sistema, per cui ognuno fa la cosa
che gli compete, e quindi non si arrivi alla fine a un risultato finale. Questa è una mia idea, poi non so, e con questo concludiamo la nostra intervista. Mi piacerebbe dico che nel nostro ragionamento la presenza, ci vuole più sistema, insomma. In questo ragionamento la presenza della Chiesa è importante. Padre Pontillo è uno iperattivo, va personalmente il mio ringraziamento per quello che fa, perché è da pungolo, no? È da spinta, però in un certo senso manca, come se ognuno di noi difendesse i propri interessi, compartimenti stagni, compartimenti stagni. Quindi anche lì va messo in campo un'attività di collaborazione e di coordinamento, che a volte occorre anche un leader, no? Questo leader deve essere, secondo me, il primo cittadino. Molte lacune di questo tipo forse a volte mancano perché la politica non riesce a conglomerare dentro tutte quelle positività, tutte quelle bellezze che in città abbiamo dal punto di vista fisico e dal punto di vista delle persone, perché noi abbiamo delle belle professionalità in questa città che vanno sfruttate, che a volte a causa possiamo anche definirle in termini semplici, no? Della gelosia, delle invidie, non si riesce a mettere in campo. Ecco, se riusciamo a sconfiggere queste cose, e questo è l'augurio e l'auspicio per il futuro di questa città e della nuova amministrazione comunale che si dovrà insediare, ecco, mettere in campo le risorse belle e buone di questa città, aprendo a tutti, non limitando, bisogna aprire a tutti, ognuno in questa città secondo me ha qualcosa da dire, e ci sono molti che non hanno da dire, magari si nascondono dietro o magari hanno bisogno solo di input per mettersi in campo. Ecco, aprirsi tutti verso una direzione unica, la città. Bene, io avrei altre domande da fare, ma il tempo è già notevolmente scaduto. Ringraziamo il consigliere comunale Marco Pullo, abbiamo un po' fatto un'analisi su tante tematiche, non solo di politica, ma anche di problematiche, insomma, che negli anni il consigliere Pullo ha anche attenzionato e messo, diciamo, in evidenza. Ringrazio i nostri telespettatori. TVA, questo programma lo potete vedere sul canale 92 del Digitale Terrestre, in streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv e prossimamente anche sui nostri social YouTube, Twitter e Facebook. Grazie consigliere, grazie ai nostri cittadini a voi per l'opportunità e buon fine settimana.